Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.32, venerdì 24 marzo. Radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, così avete il palinsesto di giornata. L'agenzia ANSA apre con la foto di Macron e Meloni. Meloni attacca sui migranti, disgelo con Macron. Incontro senza delegazioni per i due leader, il presidente francese e la primo ministro italiana. Ha avuto luogo in un albergo del centro storico di Bruxelles, incontro Meloni-Macron. Tra i temi al centro del colloquio la gestione dei flussi migratori, sostegno all'Ucraina, politica industriale europea, energia, riforma del patto di stabilità e di crescita. La premier italiana al Consiglio europeo all'attacco su patto di stabilità e migranti. La presidente della Commissione von der Leyen favorevole all'aumento degli ingressi legali di migranti. Fine della favoletta di giornata. Italia-Inghilterra finisce 1-2. E ancora guerriglia a Parigi, cassonetti dati alle fiamme, nona giornata di mobilitazioni nella capitale francese, 800.000 manifestanti secondo i sindacati, 120.000 secondo la polizia. Giovani con i passamontagna hanno invaso il quartiere della Bastiglia. Parla lo zio di Saman, uccisa in quel di Novellara, Reggio Emilia, la ragazza pakistana, volevano uccidere anche me. Avevo un buon rapporto con lei, ero d'accordo sulla sua relazione. Ha chiesto di parlare ai pubblici ministeri, lo zio di Saman. Guardia costiera salva 450 migranti a 100 miglia da Siracusa. La Guardia Costiera italiana, sul posto in assistenza anche 3 navi mercantili, un pattugliatore di Frontex. La Guardia Costiera torna buona, diciamo così, molto buona. Legge sulle madri in carcere. Duro scontro tra PD e Lega, titola ancora l'agenzia ANSA. In prima pagina il PD ritira le firme alla proposta di legge dopo le modifiche della maggioranza che consentono alle donne incinte o con figli di meno di un anno di età di andare comunque in carcere. La Lega ripresenterà la proposta di legge. La gravidanza non sarà più una scusa. Salvini attacca, così il PD libera le borseggiatrici rom. Ha parlato il ministro Giorgetti, da ottobre contributo per il caro riscaldamento, question time al Senato, vedremo in giornata se riusciamo a sentirla, forse non lo so. In ogni caso CGIL, CISL e UIL sono pronte alla mobilitazione unitaria. Il percorso partirà dal confronto con i lavoratori, dalle proposte su diversi temi a cominciare dal fisco. Le forme e le modalità della mobilitazione saranno definite nei prossimi giorni dopo consultazioni interne. Mobilitazione per cosa? In generale, cominciando dal fisco. In casa il corpo mummificato della mamma per la pensione, macabra scoperta in un appartamento di Paderno Dugnano, Milano, Lombardia. E poi Kiev avverte i russi, siamo pronti al contrattacco. A Bakhmut, scrive l'agenzia ANSA, Corea del Nord testa un drone sottomarino di attacco nucleare. Un imprenditore russo scompare dopo l'ok alla consegna agli Stati Uniti dal milanese, evaso dai domiciliari in quel di Milano. Ha rotto il braccialetto. Infine la stretta sulle farine di insetti. L'Italia vara 4 decreti. Indicazioni, scaffalatura ad hoc per la farina di grillo, non beppe, per la farina di locusta migratoria, verme della farina e larva gialla. Il ministro Lollobrigida dice i cittadini devono sapere ciò che mangiano.
Per Giorgia Meloni le regole sono state fatte per fare scelte consapevoli. Indicazioni, scaffalatura ad hoc, se volete la farina di grillo, locusta migratoria, verme della farina, larva gialla, saprete dove trovarla. Trump arrestato, fotomontaggio molto veritiero, frutto dell'intelligenza artificiale, un fake, un falso web scatenato per le immagini false che ritraggono Donald Trump mentre scappa dagli agenti in manette e in prigione. Opera di Elliot Higgins, fondatore di una piattaforma di giornalismo investigativo, si chiama così Il Falso. Il tycoon intanto all'attacco del procuratore di Manhattan è la Gestapo, dice Donald Trump del procuratore che lo persegue. Alla Camera ok a commissione di indagine, di inchiesta, anzi su Orlandi e Gregori, approvata all'unanimità. Il testo ora passa al Senato, scrive l'agenzia ANSA. Da tempi.it invece traggo subito una notizia che meritoriamente mette il mensile diretto da Emanuele Boffi in primo piano stamani in home page. Da oltre 100 giorni, ne avevamo parlato, l'Azerbaigian isola gli armeni dell'Artsakh, detto Nagorno-Karabakh in lingua turco-azera. I 120.000 armeni dell'Artsakh o Nagorno-Karabakh sono tagliati fuori dal mondo, dal regime azero dal 12 dicembre. Tutti i dati della catastrofe umanitaria, dai 2.000 bambini costretti a vivere senza un genitore allo spaventoso numero dei disoccupati. Una questione che molto meritoriamente Tempi mantiene viva, vivissima, e tra l'altro ci sono 2 pagine su Repubblica oggi, pagina 14 e 15, proprio su questo, il reportage di Luca Steinman dal Nagorno-Karabakh assediato dall'Azerbaigian che vuole invadere l'Armenia e Mosca non si oppone perché ha qualche altro problema Mosca in questo momento. Viaggio nella regione contesa tra Baku e Erevan, appunto il Nagorno-Karabakh o in armeno Artsakh, già teatro di conflitto nel 2020. Adesso si rischia una nuova guerra, conseguenza diretta di quella in Ucraina, scrive Repubblica. Gli azeri, per ora, sono cruciali per aggirare le sanzioni sul petrolio della Russia. C'è un'intervista al presidente azero Vahagn Khachaturian. Se l'Unione Europea ci baratta, in realtà questo è il presidente della Repubblica dell'Armenia, non c'entra nulla con l'Azerbaigian. L'intervista al presidente dell'Armenia, l'economista ed ex ministro Vahagn Khachaturian, diventato presidente dell'Armenia nel 22. Se l'Unione Europea ci baratta con il gas dell'Azerbaigian, di Baku, ci saranno guerra e pulizia etnica. L'Azerbaigian potrebbe creare un corridoio per unire il suo territorio alla Turchia. Il conflitto potrebbe scoppiare in ogni istante. L'Europa decida se difendere una democrazia o se lasciare campo libero al più forte. Rischiamo la pulizia etnica. Ne avevamo già parlato in questa radio. È la denuncia del presidente della Repubblica dell'Armenia, Vahagn Khachaturian, economista, già ministro, votato con l'appoggio del governo filo occidentale armeno, che però dopo aver subito un attacco militare dall'Azerbaigian già nel 2020 ha chiesto la protezione dell'esercito russo. Oggi però l'Azerbaigian potrebbe attaccare di nuovo e gli equilibri potrebbero cambiare. La Repubblica è l'unico quotidiano, oltre a tempi.it, che mette in primo piano oggi la questione. Andiamo a vedere rapidamente le prime pagine dei giornali, molto rapidamente. Armi e poco altro, titola Avvenire. Quotidiano cattolico, il segretario generale della CEI Baturi invece interviene sull'utero in affitto, una pratica inaccettabile. Il Corriere della Sera parla di migranti, l'Europa va avanti sul piano, Meloni soddisfatta perché il tema ora è centrale, e poi le farine di insetti, sì con etichette e scaffali riservati. Il Fatto Quotidiano, lo vediamo meglio dopo, si occupa della guerra e della pace. Unione Europea, Schlein cerca la sinistra ma trova il compagno NATO. Si presenta a sorpresa al vertice dei socialisti europei, trova Stoltenberg, segretario dell'Alleanza Atlantica. C'è anche Candiani, Lega, mozione per la pace, alt al bellicismo, dice il deputato leghista al Fatto Quotidiano. Il giornale apre col PD che salva le borseggiatrici, furti nelle stazioni. Il PD affossa la legge che avrebbe inasprito le misure contro le ladre incinte. Il centrodestra prepara l'offensiva. Eredità di Conte, buttati 100 miliardi, l'altro tema di prima pagina del giornale. Il buco nei conti pubblici dei governi grillini. Il Quotidiano Nazionale
Si occupa di migranti, disgelo Meloni-Macron, ma anche di un fattaccio di cronaca e di inciviltà a Bologna. No al cane guida, una ceca resta senza casa. Camilla vive a Bologna, è ceca, da settembre avrà un nuovo cane guida. Ha chiesto il rinnovo del contratto d'affitto, la proprietaria dell'appartamento però non vuole cani in giro, perciò Camilla ad oggi dovrà andarsene. Un rifiuto che non è un caso isolato. È la stessa Camilla a raccontare che anche altre agenzie, nei giorni dopo il primo no, hanno acceso lo stesso semaforo rosso. No. Intanto Milano è capitale della chetamina, una droga sintetica, boom di cocaina, allarme crack. La droga viene rilevata anche negli scarichi fognari. Il Mattino di Napoli si occupa del fattaccio di cronaca, il GIP convalida il fermo del ventenne che ha ammazzato un altro ragazzo, ha voluto sparare per sentirsi forte come un mafioso. Il GIP non fa sconti nel convalidare il fermo del ventenne accusato dell'omicidio dell'altro ragazzo, Francesco Pio, a Mergellina. Un'azione compiuta da autentico boss mafioso. Ha sparato per sentirsi forte, per dimostrarsi un mafioso. Intanto è morto il figlio di un boss napoletano ferito 2 settimane fa. Il Tempo di Roma si occupa del paese dei no, i veti che bloccano l'Italia, oltre 1000 impianti per la produzione di energia stoppati dalla burocrazia. Da nord a sud, pale eoliche, pannelli solari, piattaforme ferme perché senza permessi. Il governo mette altri 5 miliardi contro il caro bollette. Bonus sociale rinnovato 3 mesi. Scrive il quotidiano romano Repubblica, si occupa di Meloni che torna a mani vuote dal vertice europeo. La Stampa, Meloni se crolla la Tunisia, rischiamo 900.000 profughi, ha detto la Presidente del Consiglio italiana. La cura Schillaci per la sanità, incentivi ai medici, un tetto ai gettonisti. E poi la versione di Emmanuel Carrère che ha seguito il processo in Francia per la strage del Bataclan, dal Bataclan a Kiev cercando la giustizia. L'arresto fake di Trump, basta un algoritmo a manipolare la politica, e le paghe da fame, l'assurda ostilità per il salario minimo, nel commento del sociologo Marco Revelli. Vediamo la prima pagina della Verità, le carte che smentiscono le accuse sulla strage di Cutro e l'apertura con Fabio Amendolara che si occupa dell'informativa della Guardia di Finanza inviata in procura. Sapevano che c'erano migranti, non è vero. Il brogliaccio incriminato riassumeva male informazioni di Frontex. La Guardia di Finanza stava cercando il barcone, falso, era in mare per un'operazione lanciata il giorno prima. Commento del direttore Maurizio Belpietro: non è detto che faccia male, così trattano l'uranio impoverito come un dolcetto, pur di tifare guerra, di fare la guerra. Intervista doppia a Tommaso Cerno e a suo marito: per noi gay l'utero in affitto è un orrore, il PD molli questa follia. Marcello Veneziani che si occupa delle contraddizioni di una lotta combattuta contro i limiti e la natura, la maternità surrogata. E poi l'ok dell'Unione Europea, compreremo pure i missili per Kiev, per l'Ucraina. Mire russe sull'azienda di Carrai, l'amico di Renzi, la Meloni usa il Golden Power, stop alla acquisizione dell'azienda di Marco Carrai. Viene il governo. E poi lo sciopero per la dieta dei gruppi sanguigni, il sindacato fantasma che blocca la scuola, mezzo Veneto in allarme, scrive in questo caso Mario Giordano in prima pagina sulla Verità. Di che cosa si tratta? Della dieta del dottor Mozzi, quella legata ai gruppi sanguigni. In che senso lo sciopero delle scuole? A pagina 17 c'è l'articolo in dettaglio. Scioperiamo per la dieta. Saese, il sindacato fantasma che tiene in scacco la scuola. Le scuole del nord-est nel caos per la serrata annunciata per oggi da una sigla senza iscritti che sul suo sito vende regimi alimentari personalizzati a 20 euro. L'anno scorso fu proclamata la stessa astensione dal lavoro, bastò l'adesione di un solo bidello per lasciare i bimbi lontani dalle aule, racconta Mario Giordano in prima pagina. E poi si è svegliata la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana sulla famiglia, e ha mollato la sinistra, la pratica dell'utero in affitto, eccetera. Vediamo pure la prima pagina di Libero, rapidamente. Libero apre con il Partito Democratico che fa liberare le borseggiatrici rom, blitz del PD, resta vietato trattenere le donne incinte sorprese a rubare. Bonaccini attacca Schlein sull'utero in affitto, io sono contrario, lei non lo so.
La sfida all'Europa, l'Italia non fa cri-cri, i grilli, le patatine prodotte coi grilli per esempio, etichette speciali per capire che roba è sui prodotti con farina di grilli e spazi separati per capire appunto dov'è quella roba lì. Pronta l'intesa europea intanto per fregarci sull'auto, Alessandro Sallusti si occupa invece dei talebani verdi battuti dallo smog. Milano è tra le città più inquinate. In Europa dibattito sullo stop alle auto a combustione tradizionale dal 1935, tema affrontato anche ieri dai capi di Stato e di Governo. Tra le città italiane, quella che da tempo ha dichiarato guerra alla circolazione delle auto, Milano, è la più accanita, in forza del fatto che, prima di tutte, si è dotata di metropolitane di prim'ordine. Il sindaco PD, Sala, se le ha inventate tutte pur di convincere i milanesi a lasciare l'auto in garage. Più di mezza città è a circolazione limitata o a pagamento. Via i parcheggi anche per i residenti, piste ciclabili a go-go, monopattini. Risultato, 3 giorni fa Milano è risultata la terza città più inquinata al mondo, dietro Teheran e Pechino, davanti a Hanoi, in Vietnam, e Dhaka, capitale del Bangladesh. Roba, insomma, che butta la Milano ecologica nel terzo mondo. Sempre dalla prima pagina del quotidiano Libero, i mercenari dello zar fanno saltare l'Africa, rischi per gas e migranti, scrive Renato Farina a proposito della Russia e della brigata Wagner. Così i mercenari di Putin incendiano Tunisi e l'Africa, l'arma dei migranti contro di noi. In Libia la brigata Wagner, filo putiniana, prova a sfruttare l'insoddisfazione del generale Haftar nei nostri confronti, ma gli artigli della Russia stringono anche la piccola repubblica magrebina del contestato Kais Saied, la Tunisia, dalla quale c'è il rischio che partano 900.000 persone. Ha detto Giorgia Meloni, se la Tunisia crolla, 900.000 profughi pronti a sbarcare in Italia. E sempre dalla prima pagina di Libero, gli italiani non capiscono il loro genio, abbiamo università da record. La notizia commentata da Vittorio Feltri sulla questione appunto del buon piazzamento delle università italiane nelle graduatorie internazionali, la notizia di qualche giorno fa. La commenta appunto Feltri, le università italiane sono al top nel mondo. Lasciamo con ciò anche Libero, andiamo a vedere molto rapidamente il quotidiano di Sicilia, che fa un viaggio, un'inchiesta nelle periferie siciliane in stato di abbandono. Politici e istituzioni si ricordano di quartieri come Zen a Palermo e Librino a Catania soltanto nei mesi prima delle elezioni. Un reportage tra palazzi fatiscenti, degrado, per documentare le condizioni in cui versano intere aree considerate di fatto soltanto serbatoi di voti, scrive il quotidiano di Sicilia in questa bella inchiesta, le pagine 6 e 7. C'è poi il tema delle ferrovie, apre il cantiere Taormina Fiumefreddo, foto di Salvini, sono partiti i lavori che puntano a diminuire di mezz'ora i tempi di percorrenza tra Catania e Messina. L'intero progetto comprende la tratta fino a Palermo, vedrà impegnate oltre 7.000 persone. Il focus fiscale è dedicato all'e-commerce, quest'oggi al commercio online, e poi alle multe notificate tramite PEC. Istruzioni per l'uso, notizie utili per i cittadini. Con ciò, dal quotidiano di Sicilia passiamo dalla Sicilia alla Svizzera con il Domani, il quotidiano di Carlo De Benedetti. Vogliono silenziare il processo sul pestaggio di Santa Marta, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La questione, gli avvocati difensori hanno chiesto di non consentire a Radio Radicale di pubblicare registrazioni delle udienze del processo sulle violenze nel carcere Francesco Uccella, che Domani, il quotidiano svizzero, appunto ha denunciato. Un carcere del 6 aprile del 2020, infatti. Il Sole 24 Ore si occupa di assistenza agli anziani, l'argomento che abbiamo affrontato l'altro giorno. Fatta la delega, ora occorre trovare 7 miliardi di euro, le nuove misure approvate dal Parlamento destinate a 3.800.000 fragili. I fondi esistenti non bastano a coprire i costi dell'estensione dei servizi agli anziani. Piero Sansonetti sul Riformista critica l'odio contro i bambini e le mamme, una legge per metterli in cella. E poi guai a copiare la Francia, teniamoci stretti il nostro Quirinale, i diktat di Macron e il dibattito sul presidenzialismo. Il presidenzialismo alla francese non funziona, quello all'italiana sì, perché è meno controllabile, meno democratico, non c'è neanche bisogno che si candidi il presidente.
è lì al Quirinale e comanda come gli pare e piace a lui. Il marzo francese, invece, è il titolo del quotidiano comunista Il Manifesto. Guardiamo in faccia la realtà, aveva detto Macron, la realtà ha guardato lui. 3 milioni e mezzo di persone in tutte le piazze di Francia, scuole occupate, blocchi a strade e ferrovie, mezzo paese fermo. Martedì si ricomincia. E vediamo velocemente anche il Foglio, un ponte di Pilu, è il titolo dell'articolo dedicato ovviamente a Matteo Salvini, che porta il plastico del ponte di Messina da Vespa, è lo stesso plastico di Berlusconi 22 anni fa, secondo Salvatore Merlo. Sarà vero? Sarà falso? E poi reticenze, ambiguità, sfondoni. Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'economia, balbetta al Senato sul fondo salva stati, il MES. Che fine farà il MES? Sul quotidiano degli avvocati penalisti Il Dubbio c'è una critica severa al senatore Cottarelli. Il senatore Cottarelli ha detto che gli avvocati sono una lobby perché il Senato ha votato l'equo compenso dei professionisti, abolito 10 anni fa, col voto di tutti i gruppi parlamentari, ma non il mio, ha scritto Cottarelli, già economista e poi oggi senatore PD. In Italia non c'è il salario minimo o equo per braccianti e metalmeccanici, ha scritto il compagno Cottarelli, ma il compenso equo per gli avvocati sì. Lunga vita alle lobby. E gli avvocati gli rispondono per le rime. Il senatore Cottarelli è persona serissima, ma gli mancano un paio di informazioni. La prima è che l'equo compenso non riguarda solo gli avvocati, ma il vastissimo mondo delle professioni. La seconda è che al senatore Cottarelli sfugge la situazione economica di decine di migliaia di avvocati. Sarebbe bastato gettare un occhio sull'ultimo rapporto del Censis, ordinato dalla Cassa Forense prima di farsi prendere dalla frenesia social come Chiara Ferragni. Diciamo subito che il Censis ha certificato che il reddito medio di un avvocato all'anno è di 37.000 euro, molto al di sotto dei 2.000 euro al mese. A quel reddito peraltro si arriva dopo 9 anni di attività. Nei primi 8 anni il reddito di un giovane avvocato, sentite, è di 15.000 euro all'anno, altro che lobby. Al sud il dato è ancora più pesante. Il reddito medio degli avvocati meridionali, 22.000 euro all'anno. Caro senatore Cottarelli, conclude Il Dubbio, c'era urgente bisogno di una legge sull'equo compenso e ora, se vorrà pensare al reddito di braccianti e metalmeccanici, saremo al suo fianco, scrivono gli avvocati. Su Italia Oggi, invece, per chi è interessato, pagina 22, le microcorrezioni sul 110%, la possibilità di rateizzare i crediti edilizi che si estende alle cessioni o agli sconti fatti entro il 31 marzo del 23. Ok a barriere architettoniche, sisma bonus e sisma bonus acquisti. Il diritto e rovescio e il corsivo del direttore Magnaschi si occupa del sociologo Francesco Alberoni, ultra novantenne, l'altro giorno intervistato, una bella intervista sul Corriere della Sera. Nel 67 il sociologo Alberoni accettò la carica di rettore dell'Università di Trento, che era diventata un covo di terroristi. Con questi ultimi, coi terroristi, Alberoni ha trattato, li ha tenuti a bada, li ha conosciuti bene. In un'intervista al Corriere della Sera, Alberoni ha scoperto le carte su Renato Curcio, rovesciando le valutazioni sul suo conto, che tengono banco da 47 anni. La vulgata, l'opinione comune, vuole infatti che Curcio fosse un feroce Saladino, la cui compagna, la lieve Mara Cagol, morta in un conflitto a fuoco coi carabinieri nell'Alessandrino, si era sacrificata per amore di Curcio. Per Alberoni invece i fatti sono tutto l'opposto. La Cagol non era una trascinata nella lotta armata, ma una feroce leader della P38. Curcio invece era un disorientato, un po' un cucù. Alberoni di lui dice: non aveva una matrice ideologica precisa Renato Curcio. Qualcuno come lui alle volte ritorna nell'alveo della Chiesa Cattolica. Curcio poteva diventare un buon bibliotecario, ma si innamorò di una montanara cattolica testarda. Conclusione: è stata la Cagol a portare Curcio sulla strada del terrorismo e non viceversa. Altro che povera ragazza sviata per amore. Con ciò lasciamo il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, Italia Oggi, andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano, come dicevamo, apre con la questione della guerra, della pace, degli schieramenti, anche la mozione leghista di Candiani, il deputato leghista per la pace, stop al bellicismo,
e Schlein che cerca la sinistra ma trova la NATO. La leader del PD pensava di parlare di welfare, ma il numero uno del patto dell'Alleanza Atlantica ordina produrre più armi, guerra lunga. Della questione si occupa anche Marco Travaglio, Neuroni impoveriti, è il titolo del suo editoriale. Secondo il Centro Osservatorio Militare, 7.600 militari italiani in missione dalla Bosnia alla Somalia all'Iraq si sono ammalati di cancro per l'esposizione all'uranio impoverito rilasciato da proiettili dell'Alleanza Atlantica, la NATO. 400 sono morti di leucemia o altri tumori. L'esplosione sprigiona nell'aria polveri sottilissime che si depositano sul terreno e vengono inalate da uomini e animali. Entrano nell'organismo per via respiratoria o tramite gli alimenti e viaggiano nel sangue da un organo all'altro. Un veleno invisibile che uccide anche a distanza di decenni, tutto accertato da indagini epidemiologiche, giudiziarie e parlamentari. Quando si è saputo che le truppe russe in Ucraina potenziano i proiettili con uranio impoverito, mettendo a ulteriore rischio i propri soldati, quelli ucraini e i civili, la condanna è stata unanime. Poi 3 giorni fa il governo britannico annuncia l'invio di proiettili all'uranio impoverito a Kiev. Da quell'istante l'uranio impoverito si tramuta in Chanel numero 5, con fans club di tutto rispetto. Antonio Caprarica, ex reginologo in astinenza da regine, spiega sulla 7 che i simpatici proiettili radioattivi, purché fatti a Londra, sono correntemente usati su tutti i campi di battaglia, purtroppo con esiti assai preoccupanti per la salute dei soldati che, poveracci, hanno anche altre preoccupazioni, non solo le malattie da uranio impoverito, ma quel che gli succede sui campi di battaglia. Quindi nessun allarme escalation, ragiona Caprarica. Se non muori ammazzato, come dire, vuoi mettere la soddisfazione di tornare a casa e beccarti una leucemia o un cancro targato UK? La NATO, si sa, è come il Dash, lava più bianco. Su Radio Rai, scrive ancora Marco Travaglio, il noto esperto Federico Fubini dispensa altre perle di saggezza. Il Fatto Quotidiano titola Uranio impoverito, Ucraina, nuovo Iraq, dice in Radio Rai il Fubini. Ma ho cercato di approfondire e non mi sembra che la scienza sia univoca sulla pericolosità dell'uranio impoverito, dice Fubini a Radio Rai. Anzi, commenta Travaglio, i pediatri lo consigliano per l'aerosol ai bambini e lui si vede che ha studiato. Il tema è controverso, dice Fubini. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una dose di radiazione da uranio impoverito è circa il 60%, facendo 100% quella da uranio puro. I pericoli radiologici sono più bassi perché l'organismo tende a liberarsi di queste sostanze attraverso le urine con molta più facilità. Insomma, è una passeggiata di salute che agevola pure la diuresi. In buona sostanza, conclude il Fubini, ci sono polemiche, discussioni, però al di là di quello che dice la scienza, per me ci sono temi un po' culturali che riguardano come stiamo discutendo di questi argomenti. Ma infatti, commenta e conclude Marco Travaglio, noi non vediamo l'ora di regalare a Fubini una suppostina di uranio impoverito e, dopo l'uso, affrontare quei temi un po' culturali, come dice lui, che riguardano come stiamo discutendo di questi argomenti. Cioè infilatela su la suppostina e poi discutiamo di temi un po' culturali. Con l'uranio impoverito però la suppostina, mi raccomando. Così Marco Travaglio in prima pagina sul Fatto di oggi. Dal Fatto di stamani passiamo a pagina 3 del Fatto, dove c'è il colloquio di Giacomo Salvini con Stefano Candiani, il deputato leghista, ex sottosegretario all'interno nel Conte 1, il quale dice che è stato tutto ingigantito il discorso del capogruppo leghista Massimiliano Romeo al Senato, che ha preso le distanze dalle posizioni di Giorgia Meloni sulle armi all'Ucraina, chiedendo a Meloni di attivarsi per la pace in transatlantico. Candiani spiega al Fatto Quotidiano il senso delle parole di Romeo, la posizione della Lega. Possiamo riassumerla con un antico motto: acqua alle funi. Premessa storica, il detto fa riferimento a un fatto accaduto nel 1586, quando Papa Sisto V
fece innalzare in piazza San Pietro il grande obelisco che si vede oggi, imponendo a tutti di non parlare durante l'operazione. Chi avesse detto una sola parola sarebbe stato punito con la pena di morte, ma mentre l'obelisco veniva issato, le corde si iniziarono a surriscaldare pericolosamente. Il monumento stava per cadere rovinosamente. A quel punto un marinaio ligure urlò acqua alle funi. Il suo consiglio fu accolto, ma il Papa, invece di punirlo, lo premiò, fornendogli il monopolio delle palme pasquali. Noi, come il marinaio ligure, dice Candiani, sulla guerra stiamo dicendo cose che possono sembrare controproducenti, scomode, ma che in realtà servono a evitare i danni maggiori. In questo caso un'escalation bellicista che rischia di produrre un nuovo conflitto mondiale. Romeo voleva dare questo suggerimento alla Premier Meloni. Candiani nei giorni scorsi ha parlato anche con leader politici, tra cui Giuseppe Conte, e mercoledì è intervenuto alla Camera ricordando a Giorgia Meloni che l'Unione Europea deve essere protagonista di iniziativa di pace. Chiarisce Candiani una volta per tutte la posizione della Lega sulla guerra in Ucraina. La premessa è che se qualcuno usa la pistola, anche l'altro è costretto a usarla e non può deporre le armi. Detto questo, però, la retorica bellicista non va, perché più si va avanti, più si rischia che le cose peggiorino sul campo, arrivando a un'escalation militare. La politica serve proprio per evitare questo genere di situazioni. Abbiamo preso impegni con la NATO, con l'Unione Europea. Ovviamente Giorgia Meloni ha una responsabilità diversa dalla nostra, è capo del governo, osserva Candiani, mentre noi abbiamo una responsabilità parlamentare. Il Parlamento è un crogiolo di idee. Che la sua posizione debba tener conto degli equilibri internazionali e che ci sia un dibattito parlamentare è normale. Se c'è da criticare l'Unione Europea lo facciamo, senza per questo essere anti-europeisti. Non si può combattere e basta, senza arrivare a una soluzione pacifica. Non dobbiamo farci prendere da entusiasmi bellicisti, dice Candiani. Sulla Stampa c'è un'intervista invece a quello che viene definito il magnate russo amico della Lega, Konstantin Malofiev, il quale dice l'Italia cambierà idea sulle armi, Meloni e Salvini non sono servi idioti, la guerra l'ha iniziata l'Ucraina bombardando il Donbass, il vostro non è un governo di pupazzi come il tedesco Scholz, tra 6 mesi il sostegno al conflitto calerà. Cambiamo completamente argomento, ma vi segnalo una petizione per il diritto alla conoscenza, in fondo è quello che cerchiamo di esercitare e praticare tutti i giorni, a partire dalle 7:30 con la rassegna stampa, andando avanti con tutta la programmazione quotidiana, diritto alla conoscenza e contro la censura, in questo caso la censura di YouTube. Sul quotidiano Le Cronache Lucane, la petizione di Maurizio Bolognetti in veste anche di segretario dei Radicali Lucani, che ringrazia i 160 firmatari, potete anche andare sulla pagina Facebook di Maurizio Bolognetti e firmare pure voi, che hanno sottoscritto il documento in poche ore, la petizione per il diritto alla conoscenza e contro la censura su YouTube. Sulla pagina Facebook di Maurizio Bolognetti e sulle cronache lucane di stamani viene citato anche un articolo che abbiamo pure commentato l'altro giorno, quello del professor Luigi Curini sulle pagine di Italia Oggi. La censura è passata dal silenziare ciò che è falso a una modalità che si focalizza sulla narrazione politica. Con una postilla allarmante, su tutto è sceso un silenzio imbarazzante da parte dei media, perché come il professor Curini ha evidenziato in relazione a un progetto del governo americano che è nato con l'amministrazione Biden e che si è sviluppato in epoca pandemica, non si censura semplicemente ciò che è falso, no? Ciò che non corrisponde al vero, si censura ciò che può creare allarme, ciò che fa domande. Cioè, fare troppe domande diventa oggetto di censura. Se tu poni troppe domande o racconti i fatti che ti inducono a domandarti delle cose, sei censurabile, che è più o meno, anzi non più o meno, è quello che è successo a Maurizio Bolognetti su YouTube e sul suo canale YouTube. Intanto, velocemente, perché poi alle 8:30 abbiamo una conversazione con il professor Fabrizio Pezzani su molti degli argomenti della rassegna stampa di oggi, di questi giorni e settimane e mesi, a dire il vero. A partire dalle 8:30 sulla scorta di alcuni articoli scritti dal professor Pezzani che ripercorreremo rapidamente. Intanto, velocemente appunto, tra gli articoli di oggi, retroscena del Corriere della Sera, Giorgia Meloni avverte la Lega e Calderoli. Abbiamo visioni diverse, ma alla fine conta il voto. Bisogna distinguere chi è aggredito, chi è l'aggressore, ma Salvini
tranquillizza, con Giorgia tutto ok. Sulla questione della Lega, la posizione della Lega sulla guerra, Romeo che ha detto le sue cose, i ministri che non c'erano in aula e tutto il cancan che ne è derivato. Intanto di doppio schiaffo della Lega a Meloni parla anche Dagospia, banchi vuoti, questione ucraina, Salvini pianta il doppio schiaffo sul volto di Giorgia Meloni. È l'inizio di una partita di poker, dove chi ha più sangue freddo vince. La strategia della Meloni è chiara: allungare il brodo delle nomine nelle società pubbliche fino all'ultimo e poi al fil di lana fare il colpaccio. Così è partito il salviniano avviso di sfratto a un premier che va ripetendo ai suoi: io ho preso il 26% contro l'8,7% della Lega. Che cazzo pretende Salvini? La sua reazione sarà durissima. Il boss leghista fa spallucce, siamo indispensabili, senza di noi non esiste il governo in questo clima, scrive ancora Dagospia, c'è un po' di gossip. Sono decollati un paio di siluri carichi di veleni per far fuori l'arrivo di Stefano Donnarumma all'Enel, caro a Giorgia. Sul fronte poste, l'incontro Meloni-Delfante-Lasco ha fatto imbufalire l'ego di Flavio Cattaneo, anche perché i dioscuri di Giorgia Meloni, Fazzolari e Mantovano non vogliono avere tra i piedi il mondo trasversale di Scaroni e Cattaneo. Detestano Luigi Bisignani, per non parlare dell'odio verso il rito romano del potere gestito dal resuscitato Gianni Letta per conto di Berlusconi. A proposito di Berlusconi, è battaglia in Forza Italia, scrive il Corriere della Sera, una raccolta firme contro il capogruppo Cattaneo, troppo vicino a Alicia Ronzulli che è caduta in disgrazia. A favore 31 deputati su 44. Ora la parola definitiva a Berlusconi. Insomma, il capogruppo non è più amato dai suoi. Sullo stesso tema anche Dagospia, azzerata Alicia Ronzulli. Nei prossimi giorni saranno sfiduciati i due capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato, scelti dall'ex infermiera, caduta in disgrazia, a opera del duplex d'acciaio Marina Berlusconi-Marta Fascina. Salta alla Camera il portarossetto di Licia Ronzulli, Alessandro Cattaneo, che verrà sostituito da Paolo Barelli o da Deborah Bergamini, quota Tajani, quota Berlusconi. Defenestrata la Ronzulli, capogruppo al Senato sarà Adriano Paroli, già sindaco di Brescia, che già ricopre il ruolo di vice, caro alla moglie morganatica di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, che è la nuova regina di Arcore, supportata anche dalla figlia di Berlusconi, Marina. Così si gossipizza il tutto, mentre Francesco Lollobrigida, il cognato d'Italia, come lo chiama Dagospia, il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, intervistato oggi dalla Stampa di Torino, propone un nuovo piano per l'Africa che passi dall'agricoltura. Ricetta semplice, dice il ministro. Meno partenze significano meno morti. L'Italia significa. Comunque, quel che l'è, l'Italia aiuterà a costruire un sistema produttivo per il cibo. Il riscatto africano passa dall'agricoltura, è interesse di tutti. Meloni in Africa ha trovato aperture. Fino a 30 anni fa avevamo un ruolo chiave, possiamo ricostruirlo. Le nomine, l'interesse degli italiani è la priorità. Chi non sa giocare in squadra non ci è utile. Sugli insetti, operazione di trasparenza, nessuno li deve mangiare a sua insaputa. La stretta sugli insetti, il governo annuncia la svolta, etichette scaffali dedicati per cibi che li contengono. Mentre sul tema della sanità, già che siamo alla Stampa, altre 2 pagine, 10 e 11, con il proposito del ministro Schillaci, intervistato dalla Stampa, il ministro della Salute, che anticipa il maxi decreto sulla sanità. Tetto ai medici cosiddetti gettonisti, più soldi a chi è in prima linea per risollevare gli ospedali, incentivi ai medici che scelgono le specialità con meno privato, indispensabile potenziare il famoso territorio, mancano infermieri, autorizzeremo le ore extra nelle nuove strutture, metteremo paletti sia di numero sia di età per i gettonisti. Non è possibile far lavorare gli ultra settantenni, saranno necessari anche titoli specialistici attinenti al lavoro che si va a fare. E poi stipendi più alti per chi è impegnato nell'emergenza urgenza, defiscalizzare l'indennità di specificità medica e dare più peso a carriere e contributi previdenziali. Le liste d'attesa, l'idea è aumentare il compenso per le prestazioni aggiuntive del personale. Poi stop alla violenza nel pronto soccorso, procedimento d'ufficio contro gli aggressori. Se un professionista lavora molto nel pubblico, un medico, è giusto che faccia anche privato, ma il contrario no. Sul divieto di fumo andremo avanti, sulle sigarette elettroniche serve un approfondimento. E poi
le 1400 case di comunità che saranno aperte, 400 gli ospedali di comunità, 3,8 i miliardi le spese sostenute per il Covid fino al 2021 dalle regioni, sintetizza la Stampa. L'altro articolo, dopo l'intervista al ministro della Salute, è sulle regioni. Le regioni sulle barricate, servono oltre 5 miliardi di fondo sanitario oppure torneranno i tagli, i conti in rosso appunto post-Covid. Il peso dell'inflazione, il caro energia. Possibili ricadute pesantissime, dicono le regioni, sull'offerta dei servizi ai cittadini. Siamo arrabbiati. 2 settimane fa tutte le regioni hanno consegnato ai ministri Schillaci e Giorgetti un grido d'allarme, un documento per ottenere un tavolo urgente di discussione, dice Raffaele Donini, che coordina gli assessori regionali alla sanità. Lui è assessore regionale alla sanità in Emilia. Vedremo, chiedono soldi le regioni. Intanto registi, preti, ex deputati, sono 80 uomini e donne d'oro nelle stanze di Palazzo Chigi. Se ne occupa Repubblica, pagine 6-7. Chi sono i consulenti e i consiglieri chiamati dal centrodestra negli uffici di Meloni, Tajani, Salvini, cioè Palazzo Chigi? Premier e vice premier, Pupi Avati, l'ex calciatore Incocciati, insieme a storici collaboratori e a politici trombati, cioè rimasti senza poltrona. L'elenco degli 80 consulenti che siedono a Palazzo Chigi operano tutti negli uffici di diretta collaborazione con la Premier, con i vice premier, con i sottosegretari Fazzolari e Mantovano. Giuseppe Incocciati, calciatore del Milan, Patrizia Scurti e Giovanna Ianniello, storiche collaboratrici di Giorgia Meloni, tra le squadre più corpose quella del leghista Salvini, con lui Armando Siri, per un compenso di 120.000 euro all'anno, scrive Repubblica. Per la Premier una lista di esperti che comprende anche il guru del web Longobardi, 80.000 euro per lui. I nomi nel team dei 2 sottosegretari. Fazzolari e Mantovano, 80 personaggi, tra cui trombati anche, che hanno trovato riparo a Palazzo Chigi con un buono stipendio. Mentre scontro sul salvaladre se ne occupa con grande evidenza in particolare il Tempo di Roma. Dopo le modifiche di Lega e Fratelli d'Italia, il PD cancella la proposta che evitava la galera a madri con minori under 6. Il PD di Vini voleva liberare le borseggiatrici. Riprenderemo il testo, è una questione di giustizia. Si vedrà. Intanto oggi la sentenza, scrive ancora il Tempo, sui domiciliari a Cospito. Il Tribunale di sorveglianza di Milano e quello di Sassari decideranno se accettare la richiesta. Poter scontare la pena a casa della sorella, sciopero della fame. Il ricorso è stato presentato dalla difesa per la gravità delle condizioni cliniche dovute al digiuno prolungato. Allarme dei medici, ha avuto una fibrillazione ventricolare, un evento che poteva essere fatale. Ora è sotto monitoraggio e oggi la sentenza sui domiciliari per Cospito. I beffardi del Vernacoliere la mettono così, invece il Vernacoliere in edicola sto mese apre con ora tutti vogliano la dieta Cospito. Ha perso 50 kg in 4 mesi, scoppia l'interesse in Italia per la dieta Cospito. La farà anche la Meloni? Vivo interesse nel paese per l'anarchico al 41 bis, scrivono i livornesacci del Vernacoliere, guidati da quel fenomeno di Mario Cardinali, classe 1937, il direttore. La vignetta rappresenta i fascistelli al governo con Giorgia Meloni, mo pure Giorgia nostra se vo mette a dieta, e l'altro Balilla che gli dice ma come, proprio ora che ci tocca a noi de magnà, lei vuol fare la dieta Cospito, la Meloni. Torniamo seri con il Consiglio dell'Unione Europea e il sussidiario.net, che su questo intervista il giornalista Tony Capuozzo. L'Unione Europea e l'Alleanza Atlantica, la NATO, stanno consegnando la Tunisia alla Cina. NATO ed Europa spingono perché la Tunisia acceda al prestito del Fondo Monetario Internazionale. Sayed, il presidente, non vuole perché sa cosa lo aspetta e la Cina potrebbe approfittarne. Una lettura geopolitica interessante, quella che fa Tony Capuozzo. Ursula von der Leyen loda i corridoi umanitari italiani, ma dovrebbe essere la Tunisia a preoccupare di più.
Josep Borrell, il ministro degli esteri della Commissione europea, ha ipotizzato che la Tunisia possa letteralmente affondare, ha detto, e adesso la Commissione sta valutando un viaggio in Tunisia col ministro italiano Piantedosi. Per Toni Cappuozzo rischiamo di assistere alla tempesta perfetta. La Tunisia mi ricorda la Grecia, dice il giornalista. È vero, non è un paese membro, ha con l'Unione Europea un partenariato, ma è in crisi gravissima, debito pubblico e disoccupazione alle stelle. Italia, Unione Europea, Stati Uniti premono perché Tunisi sottoscriva 2 miliardi di prestito dal Fondo Monetario. I tunisini lo vedono come un ricatto. Grazie ai grandi tagli al pubblico impiego, cioè, o meglio, un ricatto perché? Perché se tu sottoscrivi il prestito devi fare le riforme. Quali? Grandi tagli al pubblico impiego, abolizione di sussidi su benzina e beni alimentari e privatizzazioni. Riforme liberiste che non sono ben viste in Tunisia, paese di orientamento dirigista. L'eredità di Bourguiba non è stata facile da gestire. Poi è venuta la tormentata fase rivoluzione dei gelsomini, post-rivoluzione. Lavoro pubblico che ha assorbito i contrasti sociali. Pare che solo Tunisair dovrebbe licenziare 1 migliaio di dipendenti. Quando c'è di mezzo il Fondo Monetario, poi si chiedono gli standard della democrazia. Infatti, è per le carcerazioni facili e il presidenzialismo poco conciliante di Sayed se oggi la Tunisia è meno simpatica che in passato. Ma c'è un dettaglio politico importante. Sul no al prestito capestro, il presidente e l'opposizione marciano d'accordo. La Tunisia rischia comunque, in sintesi, di finire alla Cina anche lei più facilmente. L'Unione Europea e la NATO spingono per un prestito del Fondo Monetario e la Cina potrebbe approfittarne. A proposito di Cina, l'ombra dei cinesi sul porto di Taranto, se ne occupa Repubblica, pagina 13, l'allarme dell'Alleanza Atlantica. Vedremo. A proposito invece di un altro tema di questi giorni, vi segnalo sul sito della Fondazione David Hume del professor Luca Ricolfi, fondazionehume.it, un articolo di Marco Del Giudice, psicologo che opera per la verità più negli Stati Uniti che in Italia, professore associato di psicologia alla University of New Mexico, il quale si occupa della questione del genere sessuale, le differenze di genere, 4 miti da sfatare. Adesso siamo un po' di corsa, quindi faccio solo in tempo a segnalarvelo. Il tema è quello delle differenze di genere, parità, stereotipi. Da parecchi anni, scrive il professor Del Giudice, faccio ricerca in questo ambito, tra biologia e psicologia. Queste questioni sono urgenti, è importante il confronto aperto, informato e consapevole, ma il dibattito attuale è troppo spesso basato su ideologia e rimane ancorato a modelli che sono fermi agli anni 70. Anche quando ci si appella a quello che dice la scienza, si tratta quasi sempre di informazioni distorte e poco aggiornate, soprattutto dal punto di vista biologico, ma anche statistico. La ricerca in questo campo ha fatto passi avanti che in molti casi hanno cambiato i termini della questione, ma la consapevolezza dei cambiamenti è poco diffusa, anche tra intellettuali e scienziati. In questo articolo il professor Del Giudice si propone di offrire una sintesi sulla ricerca sulle differenze di genere allo stato attuale, perché possa servire per ulteriori approfondimenti, partendo da 4 grandi miti che fanno da sfondo al dibattito che raramente vengono messi in discussione. Quali sono i 4 miti da sfatare? 1. La psicologia moderna ha dimostrato che maschi e femmine sono simili quanto a personalità, interessi e abilità cognitive. Non è vero. 2. Le differenze di genere sono in massima parte prodotto della cultura e della socializzazione. Falso anche questo, dice il professor Del Giudice. Terzo, non ci sono differenze di genere rilevanti a livello cerebrale. Le poche differenze che si trovano sono prodotte dalle diverse esperienze che maschi e femmine fanno nel corso dello sviluppo. Non è vero. Quarto, gli stereotipi di genere sono dannosi, infondati, esagerano quelle che in realtà sono differenze minime o inesistenti. Anche questo non è vero. Il pezzo è molto interessante, ve lo segnalo in home page su Fondazione Hume, sul sito della Fondazione Hume. Intanto la Dagospia lo riprende da El País, il quotidiano spagnolo. Ogni innovazione provoca una emissione. L'intelligenza artificiale, su cui stanno puntando tutti i giganti del web, per funzionare ha bisogno di un'enorme potenza di calcolo e quindi di energia. Risultato?
Il consumo globale di energia potrebbe quintuplicare nei prossimi anni, rendendo palese l'ipocrisia delle aziende della Silicon Valley, che a parole dicono di volere un mondo a emissioni zero. A proposito di energia, sul sussidiario.net morire di fotovoltaico, net zero, repower, auto elettriche, dove ci porta il gioco di Berlino e Pechino. Un'intervista al professor Marco Ricotti del Politecnico di Milano. Forzatura continua verso le rinnovabili, Germania che orienta le politiche, impoverendo il continente europeo e consegnandolo alla Cina. A Milano intanto siamo tra le prime città europee per consumo del potente anestetico, della chetamina, che è usato come droga dello stupro anche, non solo. Sono in costante aumento anche i consumi di cocaina e cannabis, e non è che non si veda in giro per la città l'effetto globale di gente fuori di testa. Il picco di uso della chetamina si registra nel fine settimana, che bello, mentre le altre sostanze sono più utilizzate nei giorni feriali perché sono più utili per lavorare. Lo scrive Dagospia, lo scrive il Corriere.it, lo scrive stamani anche Avvenire. È allarme chetamina a Milano e Lombardia. Milano è al quarto posto in Europa per consumo di questo potente anestetico usato anche per commettere violenze sessuali, droga dello stupro. In crescita costante l'uso di cocaina e cannabis, più che raddoppiato in 10 anni, i picchi appunto nei fine settimana. Nuovo report della Fondazione SCORE effettuato dall'Istituto Mario Negri sulle acque reflue trattate al depuratore di Nosedo. Cresce anche la purezza degli stupefacenti. Ormai c'è un mercato di massa, dice Riccardo Gatti, psichiatra, direttore dipartimento interaziendale area dipendenze delle ASST Santi Paolo e Carlo di Milano. È uno storico esponente, uno storico studioso di fenomeni di droga. Il professor Gatti l'avevamo intervistato anche più di 20 anni fa, e le sostanze ormai, dice Gatti, vengono spacciate con tagli e prezzi accessibili a tutti, come se fosse normale. Il mercato è proprio di massa, non è che c'è una percentuale di drogati, c'è un discorso di massa. Preoccupante è la crescita dei principi attivi delle droghe. Mentre, sempre rimanendo alle cronache, avrete visto forse su Striscia la Notizia una cosa incredibile, l'inviato Jimmy Ghione che va a fare un servizio all'Agenzia delle Entrate, dove c'è un bar che non rilascia gli scontrini, e un tizio molto violento che sbatte per terra l'operatore, lo prende a pugni e via dicendo. Ma per essere mandati a casa, si domanda a questo punto giustamente Dagospia, cosa bisogna fare? Il barista della sede dell'Agenzia delle Entrate di Roma, che oltre a non fare gli scontrini ha riempito di botte l'inviato di Striscia la Notizia, sta ancora servendo i caffè al bancone del bar. Il motivo lo spiegano i dipendenti. C'è qualcuno che lo permette. Ma chi? Fuori i nomi. E a proposito di cosa bisogna fare per essere mandati via, magistrati tenuti in freezer, il Consiglio Superiore della Magistratura, questo lo racconta l'ANSA, un lancio di agenzia ripreso da Dagospia, il CSM, insomma, ciechi, sordi e muti, Consiglio Superiore della Magistratura, mantiene al loro posto oltre 40 tra capi e vicecapi di procure, tribunali, corti d'appello, nonostante i pareri negativi dei consigli giudiziari locali. È un modo per evitare decisioni scomode. La legge impone che dopo 4 anni di incarico ogni magistrato venga valutato. Sulla base di questa valutazione confermato o rimosso. Qui abbiamo 40 tra capi e vicecapi, procure, tribunali e corti d'appello che hanno ricevuto parere negativo, devono essere rimossi, rimangono lì. Per il ruolo di procuratore di Siena, intanto, il Consiglio Superiore della Magistratura, ciechi, sordi e muti, propone il PM Andrea Boni, che si occupò della morte di Davide Rossi. Nel frattempo c'è una questione meridionale. Dove? Nella nazionale italiana. Dei 30 calciatori della nazionale convocati da Mancini, solamente 2 sono del sud. In compenso, a scuola sempre più trans, sempre più istituti scolastici stanno introducendo la carriera alias, cioè la possibilità per gli studenti di scegliere nome e sesso di appartenenza a prescindere dalla propria carta di identità. Qui si vede il pezzo del professor Del Giudice sulla Fondazione IUM, sul sito della Fondazione IUM di cui dicevamo prima. Ad oggi sono quasi 200 le scuole in tutte le regioni d'Italia, eccetto la Val d'Aosta, che hanno adottato questa procedura. Il primo istituto a consentirla lo racconta appunto la Repubblica e lo riprende Dagospia, mentre sul
quotidiano Avvenire, dicevamo in prima pagina, c'è una presa di posizione, il resoconto di una presa di posizione assai dura del segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana e arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Batturi: l'utero in affitto è una pratica inaccettabile, mercifica la donna e il nascituro. Quanto al riconoscimento dei figli di coppie omosessuali, pur essendo la questione non sovrapponibile alla maternità surrogata o utero in affitto perché è praticata anche da coppie eterosessuali, preoccupa la propaganda e l'uso di slogan, dove servirebbero invece strumenti giuridici per garantire la dignità delle persone, ha detto il segretario della Conferenza Episcopale Italiana. Intanto c'è una cosa molto interessante che racconta Carlo Valentini su Italia Oggi, un iraniano che svela l'Italian Secret, cioè il motivo per cui in Italia, nonostante difficoltà enormi, si riesce a essere produttivi. Lo ha definito Italian Secret, il segreto italiano. Siamo in presenza di un sistema anti-impresa, una burocrazia paralizzante, un apparato giudiziario macchinoso che va contro chi ha subito il danno, molto spesso. Non si possiedono significative risorse naturali in Italia, il sistema politico è poco efficiente, la demografia registra una popolazione sempre più anziana, eppure l'Italia, anche se ce lo dimentichiamo, è uno dei paesi più importanti a livello economico e industriale nel mondo. Qual è il segreto italiano? La tenacia, la pazienza, la spinta motivazionale che supera gli ostacoli e un plus di capacità di innovazione che consente la competitività nonostante tutti gli ostacoli. La forza morale di rimanere fedeli alla scelta di campo e di fare impresa. Sarebbe ora di rendercene conto e di andarne fieri. A parlare così non è un italiano d'origine, è Ali Reza Arabnia, nato a Teheran 67 anni fa. O presidente di Gecofin, una holding che controlla la Geico, sede a Cinisello Balsamo, Milano. È tra i leader mondiali negli impianti automatizzati di verniciatura. Quasi 3 miliardi di fatturato, 5.000 dipendenti, 6 unità produttive nel mondo. Fu fondata dal suocero Pippo Neri. Venuto in Italia per un master alla Bocconi, Alireza Arabania vi è rimasto, si è sposato, ha preso le redini dell'azienda di famiglia. È un profeta della responsabilità sociale di impresa e presidente di ISVI, Istituto per i Valori di Impresa. Ha messo al lavoro un'equipe di studiosi capeggiata da Vittorio Coda, docente emerito di economia alla Bocconi, per indagare sul segreto italiano e sull'etica imprenditoriale. È molto bella l'intervista che c'è ad Alireza Arabnia, più italiano degli italiani, a pagina 8 di Italia Oggi. Mentre mancano 3 bolli inutili, tutto fermo, sempre su Italia Oggi il rovescio della medaglia. Sono il titolare della Galleria Agostino Art Gallery di Milano, lo scrive la titolare Cinzia Lampariello Ranzi, vittima, come tanti italiani, dell'ennesimo freno burocratico nella vita di questo paese. Nei prossimi giorni dovremmo partecipare alla mostra Mercato Unique di Lugano con 40 opere. A 3 giorni dalla manifestazione non sappiamo se potremo riuscirci. Mancano 3 timbri per lo sdoganamento, in base a una legge voluta da Benito Mussolini. L'Italia è l'unico paese che non può esportare senza il permesso della sovrintendenza. Tutti i paesi confinanti, e no, con la Svizzera, sono liberi. Pertanto, dopo 2 settimane, io e la mia organizzazione siamo ancora in stand-by, dopo aver risposto a una serie di informazioni inutili, perdendo una marea di tempo. A Milano l'ufficio preposto lavora un giorno alla settimana e per questo ci siamo rivolti alla sovrintendenza di Verona con questi risultati. Intanto sulla Tunisia, trampolino per l'Unione Europea, c'è un bel pezzo di Filippo Merli che ci ricorda di un video pubblicato lo scorso febbraio su Twitter, dove c'era un uomo che denunciava l'incompatibilità dei valori dell'Africa nera con quelli della Tunisia. L'autore del filmato, che in meno di un mese ha raccolto 600.000 visualizzazioni, ha affermato di conoscere bene gli africani perché suo nonno li comprava e li vendeva. E non è un caso isolato. Negli ultimi tempi l'afflusso di migranti che dall'Africa subsahariana fanno tappa in Tunisia per raggiungere l'Europa è aumentato e la cosa a Tunisi è molto poco gradita. Profughi aumentati a 2 milioni, crescono il razzismo e le violenze in Tunisia. Il presidente Kais Saied vuole fermare i migranti che arrivano dall'Africa subsahariana. E con questo noi ci fermiamo qui con la rassegna stampa. Ci risentiamo tra pochissimi minuti con il professor Fabrizio Pezzani.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà.